Di nuovo la famiglia Maritana associata al traffico di droga. Il padre Lino e il figlio Luciano, legati storicamente all'ex boss Felice Maniero, sono stati arrestati stamane assieme ad altri 8 complici dai carabinieri di Venezia perché coinvolti nell'ennesimo traffico di cocaina destinato al Veneto orientale. È stato necessario l'impiego di 70 militari con l'appoggio del reparto elicotteristi per stanare la banda che da circa un anno riforniva cocaina nel San Donatese, a Ceggia e lungo il litorale che da Caorle arriva fino al Cavallino. Al ritmo di 1 chilo di sostanza stupefacente alla settimana, la banda aveva messo in piedi da un anno un business milionario e gli investigatori sono arrivati al gruppo dopo un sequestro scattato il 21 ottobre del 2012 ad Eraclea grazie alla segnalazione di un cittadino. Questo gruppo criminale che è stato disarticolato stamattina, la maggior parte sono ex appartenenti alla cosiddetta Mala del Brenta che, pur non essendosi strutturati come erano all'epoca in un'associazione di tipo sostanzialmente mafioso, comunque avevano ripreso delle attività delinquenziali di grosso spessore. Arrestato anche un carabiniere. Nelle indagini sviluppate poi è emersa anche la vicinanza, tra virgolette, di un carabiniere che ha fatto servizio in tempi passati nella zona di San Donà, che forniva in qualche modo delle notizie di basso profilo a alcuni appartenenti a questo gruppo criminale. I Maritan finanziavano l'acquisto di droga. 2 complici, Lirico e Fregonese, si occupavano dell'acquisto della merce a Milano e del trasferimento nel Veneziano, dove esistevano 4 centri di spaccio. A Ceggia agiva Sartorella. San Donà di Piave era destinata ai fratelli Manzo. Del Cavallino invece si occupava Senigallia e infine il litorale da Jesolo a Caorle era in mano ai fratelli Zanin.